Domani 22 ottobre saranno trascorsi 2 anni esatti dal referendum dei veneti sull'autonomia e proprio domani a Roma ripartirà la trattativa con il ministro Boccia. A Venezia domani alle 12:30 ci sarà il presidio di iniziativa popolare sul ponte di Rialto per ricordare al governo stesso l'esito del referendum di 2 anni fa. E sempre domani ci sarà la lunga diretta al mattino sulla nostra emittente, dalle 10:30 seguiremo da Palazzo Balbi il presidente Zaia e poi il presidio di Rialto con i comitati per l'autonomia. Tragedia questa mattina lungo la Romea, un furgone si è schiantato contro un camion, a perdere la vita l'autista del Fiat Doblò che si è rovesciato. Non accettava la fine della loro relazione, da tempo si era trasformato in stalker e dai pedinamenti era passato alle minacce di morte, 32enne di Spinea arrestato. Prova generale del Mose, ma il comune non lo sa, la polemica perché per l'operazione il comune non è stato coinvolto, dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. 1500 km in bicicletta per tutelare l'ambiente, si parte da Marghera il 26 ottobre per arrivare a Bruxelles e portare proposte per il clima al Parlamento europeo. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli: domani saranno trascorsi 2 anni esatti dal referendum dei veneti sull'autonomia e proprio domani a Roma ripartirà la trattativa con il ministro Boccia. Sentiamo. 22 ottobre 2017 e 22 ottobre 2019, 2 anni esatti sono trascorsi dal referendum veneto sull'autonomia, quasi 2 milioni e mezzo di votanti, il 98% di favorevoli, ancora in attesa però di un accordo con lo Stato centrale. La Regione ha presentato il suo dossier e le sue proposte, ma di concreto a 2 anni di distanza ancora nulla dalla sponda romana. Sono passati 2 anni e diciamo che noi abbiamo fatto un sacco di lavoro in questi 2 anni, anche perché tutto il lavoro preparatorio si è concluso. Abbiamo depositato la nostra proposta di intesa, quindi il contratto che è di 68 articoli, e stiamo attendendo che il governo, questo governo ci faccia la sua proposta, perché a tutt'oggi nessun governo mai ci ha proposto nulla. Intanto il ministro Boccia, in visita a Venezia esattamente un mese fa, il 23 settembre, ha convocato per l'anniversario del referendum i tecnici per far ripartire la trattativa, e mentre il governatore Zaia da Palazzo Balbi ripercorrerà le tappe di questi 2 anni, a Roma il professor Bertolissi guiderà la delegazione di tecnici che al Ministero avrà il compito di far ripartire la trattativa. Domani a Roma c'è una riunione tecnica, ma non ci vanno i tecnici, ci va la delegazione trattante. Insomma un tira e molla estenuante, con qualche passo avanti e molti stop, e una sola certezza per il governatore. Bisogna anche crederci, e io sono convinto che abbiamo fatto un referendum che molti dicevano che era impossibile fare, l'abbiamo celebrato e adesso andiamo avanti. Sono convinto di una cosa, questa è certa, che indietro non si torna. E domani a Venezia la grande mobilitazione per l'autonomia con i comitati di tutta la regione che dalle 12:30 presiederanno pacificamente il ponte di Rialto. Nello stesso giorno in cui la delegazione tecnica dell'autonomia del Veneto incontrerà il ministro Boccia al Ministero a Roma, a Venezia dalle 12:30 ci sarà il presidio di iniziativa di popolo sul ponte di Rialto per ricordare al governo stesso l'esito del referendum di ben 2 anni fa. Siamo più comitati che rappresentano il Veneto, ovviamente in questo caso la questura avvisata, siamo stati autorizzati, quindi non ci sono problemi di ordine pubblico, ma veramente una pacifica dimostrazione democratica. Sul ponte di Rialto, con i tanti manifestanti provenienti da tutta la regione, sarà un tripudio di bandiere del Veneto. E con le bandiere, quelle normali, quelle semplici, ogni partecipante avrà la propria. Poi avremo 2 bandiere grandi, 5 metri per 3, e le stenderemo dal parapetto del ponte, una per parte, una quella classica del Veneto, l'altra è quella contarina, dove appunto il Comitato Veneto Indipendente di Verona porterà per stenderla lungo il parapetto del ponte. Poi abbiamo anche un'altra bandiera ancora più grande, lo stenderemo sulla scalinata del ponte. A Venezia una mobilitazione dai 2 volti, con la partecipazione fisica da una parte e dall'altra anche quella morale, considerata l'approvazione di oltre 2.300.000 veneti, ovvero il 98% della popolazione che nel 2017 si è schierato per il sì all'autonomia.
l'autonomia non è il capriccio dei ricchi del nord, ma un bisogno di una realtà che continua a far fatica a crescere, che se avessimo la possibilità di gestire in maniera più oculata, più attenta alle nostre risorse, sicuramente potremmo dare molto di più. Confusione e dubbi tra i veneti dopo 2 anni di trattative per l'autonomia della regione, c'è chi ha perso la fiducia. L'autonomia del Veneto non passerà in ogni caso con questo governo, perché né 5 Stelle né Partito Democratico hanno interesse a far passare una legge del genere, quindi rimarrà tutto come è adesso. Si perderà un po' di tempo, incontri a tutti i livelli e ne riparleremo forse nella prossima legislatura. Io penso che si farà, tosto o tardi si farà, bisogna vedere i criteri con cui verranno istituiti tutti gli organi di potere, perché come diceva qualcuno prima, se serve solo ed esclusivamente per ridistribuire certi centri di potere, allora è meglio che non la facciano. Io quello che penso è che è ora di finirla di spendere i soldi dei cittadini, male, molto ma molto male. Il fatto che siamo fermi ancora dopo 2 anni, cosa le fa pensare? Che c'è normale in Italia, non vorrà mica che chi lavora, cioè a contarsi schei, quindi non ha tempo per lavorare. O cambiano le cose molto, ma non che cambiano perché va su a destra al posto della sinistra, perché quelli sono. Quindi è indifferente, non ha neanche più senso votare. Sinceramente non so come mai che si è fermata sta storia, perché secondo la storia storica chi ha sempre rubato continuerà a rubare sempre di più. No. E mi piaceva il discorso del costo delle siringhe che dovevano essere costare, che mi pareva di una chiarezza unica, eppure si è inchiudato anche questo. Sinceramente non so cosa pensare. Spero che si continui per questa iniziativa qua, spero che i politici, soprattutto i nostri che sono interessati a questa, continuino a questa operazione, insomma. È un disinteresse che parte dal centro, per cui non c'è niente da fare. E domani Antena 3 seguirà in diretta la giornata sull'autonomia a partire dalle 10:30, prima seguendo il punto stampa del governatore Zaia a Palazzo Balbi, dove farà il punto della situazione, poi seguire le nostre telecamere si sposteranno sul Ponte di Rialto, dove si terrà la manifestazione organizzata da Marino Finozzi. Appuntamento dunque domani mattina a partire dalle 10:30 su Antena 3. Venezia è esclusa dalla gestione della propria laguna. Ad innescare la polemica questa volta è la prova delle paratie del Mose a Malamocco, un'operazione, dice il sindaco Brugnaro, nella quale il comune non è stato coinvolto. Sentiamo. Sulle acque Roma non ci ha capito niente, la realtà è questa, non ci hanno proprio capito niente, e la cosa è che hanno un'arroganza incredibile, vengono dall'elicottero, studiano, vedono le cose, poi vanno via, lasciano i danni che hanno lasciato, poi ci sono anche tanti servi, questa è la verità, servi perché sono nominati, non sono eletti, sono servi, vengono messi lì e abbozzano e ti raccontano le favole. Roma non ascolta Venezia e men che meno la coinvolge in un ambito delicato e strategico come quello dell'acqua, che per Venezia è la vita. Il 4 novembre, 53esimo anniversario dell'eccezionale acqua alta del 1996, si solleveranno le 19 paratoie del Mose nella bocca di porto di Malamocco, una prova generale della quale a Cafarsetti non è arrivata comunicazione. Abbiamo letto sui giornali che faremo una prova per alzare le paratie del Mose e non sapevamo niente, quando la legge dice che entro il 2015 i poteri devono essere dati al comune. Alla città, mi pare evidente, alla città metropolitana nel caso specifico, bastava un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non l'ha fatto nessun governo questa cosa, però tutti pontificano su Venezia. E Venezia la chiamano resiliente per questo, perché ce la facciamo malgrado loro. Il comune scava i rì, prosegue Brugnaro, ne cura la manutenzione dove ne arriva la competenza, ma in laguna non è così ovunque. Le difficoltà a condurre l'ordinaria manutenzione dei canali che servono il porto commerciale, ad esempio, ha portato ad un innalzamento dei fondali che sta limitando l'ingresso delle navi, fino a spingere i portuali a dichiarare 3 giorni di sciopero. In realtà noi stiamo perdendo i traffici, perdiamo le navi, perdiamo il lavoro, perdiamo quello che ci spetta di diritto, di poter competere con le altre città del mondo
almeno basandoci sulle nostre capacità e le nostre competenze. Invece, l'ho già detto più volte, giochiamo una partita a tennis con i sassi, con le pietre in tasca, con lo zaino da 100 kg sulle spalle. Vorrei vedere a tutti che riuscire a vincere in questo modo. Venezia è sempre più a rischio acqua alta con l'innalzamento del livello medio del mare. Il centro Marea intanto ha varato un nuovo piano integrato degli interventi. Noi l'anno scorso abbiamo registrato un livello medio annuale di 35 cm, su base degli ultimi 15 anni siamo a più di 31 cm, quindi livello medio molto alto. Ovvio che in questo basta un piccolo contributo meteorologico per poter trasformare un evento mareale di pochissima importanza in un evento mareale di un impatto notevole. Che gli effetti del cambiamento climatico potessero arrivare a Venezia prima che altrove lo si poteva facilmente supporre, ma colpisce comunque sentire come il continuo innalzamento del livello medio del mare incida sull'acqua alta. L'occasione è stata la presentazione del nuovo piano integrato degli interventi in caso di alta e bassa marea del centro maree di Venezia, che oltre a definire parametri, terminologie e modellistiche previsionali, integra l'intervento di tutte le forze dell'ordine e di soccorso e di coloro che operano in città come Veritas. I nuovi risultati modellistici prevedono un aumento di circa 30-35 cm per i prossimi 50 anni. Quindi un incremento veramente notevole. In termini pratici per Venezia cosa significa? Intorno ai 400 eventi superiori agli 80 cm, intorno ai 80-90 eventi superiori ai 110 cm. Sta anche qui la spiegazione di una polemica che a volte si accende in città sulla previsione delle maree. Anche in un centro d'eccellenza come quello veneziano bisogna infatti mettere in conto un margine d'errore che va dai 6 agli 8 centimetri, tra i più bassi d'Europa. Una volta non era determinante, oggi lo è sempre di più. L'innalzamento del livello medio è tale che anche situazioni anomale che qualche anno fa magari non erano molto apparenti o non davano molte conseguenze, oggigiorno invece possono essere problematiche. Noi stiamo lavorando molto anche per quello. Sono 3 anni che abbiamo avviato un progetto molto importante di revisione della modellistica. Alcuni risultati già li abbiamo visti il 29 ottobre dell'anno scorso e anche a marzo, febbraio di quest'anno, quindi sono stati diversi fenomeni molto difficili da prevedere, in cui le previsioni sono state molto buone. Altri invece ci stiamo lavorando. Continuiamo ora con la cronaca, un altro schianto mortale sulla Romea, un uomo di 50 anni ha perso la vita questa mattina, sentiamo. Erano le 7:45 quando Alessandro Finotti, 50enne di Porto Tolle, si è schiantato col suo furgoncino contro un camion lungo la Romea a Isola Verde nel comune di Chioggia, mentre andava al lavoro. Per lui non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono giunti dal distaccamento locale da Mestre con l'autogru e hanno messo in sicurezza i mezzi finiti fuori strada a ridosso del canale, per poi estrarre il 50enne dal mezzo che si era capovolto. Nonostante i soccorsi, il personale medico del SUEM 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Illeso invece l'autista del mezzo pesante che trasportava grandi bobine di carta andate perse lungo la strada dopo lo scontro. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi. Minacciava la sua ex fino a quando lei lo ha denunciato e lui è stato arrestato dai carabinieri di Spinea. Da ex amore a stalker, lui la pedinava ogni volta che usciva da casa e poi quelle continue telefonate, messaggi insistenti eppure minacciosi, fino a quando lei, che viveva oramai nel terrore, ha deciso di dire basta e di denunciarlo. È finita in manette sabato sera scorso il 32enne di Spinea di nazionalità moldava. I carabinieri lo tenevano da tempo sotto controllo, intervenendo anche a casa sua perché si temeva che l'uomo desse seguito alle minacce, quando, poco prima di arrestarlo, lui, in preda ai fumi dell'alcol, si era presentato nell'abitazione della ex, citofonando insistentemente per farsi aprire nel cuore della notte, svegliando tutto il condominio. Ma qualcuno tra gli inquilini ha chiamato il 112 e poco dopo una pattuglia della stazione di Spinea lo ha sorpreso all'interno del palazzo per tranquillizzarlo e accompagnarlo in carcere. Prima di entrare in vigore il contributo d'accesso per i turisti che arrivano a Venezia avrà una fase sperimentale, a denunciarlo l'assessore al bilancio Zuin durante i lavori della commissione consiliare che si occupa del provvedimento. Assessore, si è mai domandato ma chi me l'ha fatto fare? No, perché anzi l'abbiamo fortemente voluto noi, che poi fosse complicato lo sapevamo fin dall'inizio.
A meno che non si voglia chiudere la città, il contributo d'accesso, finalmente in dirittura d'arrivo, rimane l'unica proposta concreta mai avanzata sulla gestione dei flussi turistici a Venezia. Ne è convinto l'assessore Zuin, per il quale i diversi slittamenti del provvedimento sono testimonianza di un'iniziativa non per fare cassa, ma per regolare un fenomeno ampio e arrivare tra 2 o 3 anni alle prenotazioni obbligatorie. Quali sono gli ultimi nodi da sciogliere? Il fatto che dobbiamo anche, vogliamo fare dei test di pre-esercizio, tutta una serie di cose tecnologiche che dobbiamo mettere in pre-esercizio per non trovarci poi ad avere, che ne so, un crash dei computer o qualsiasi altra cosa che non possiamo assolutamente permetterci e per cui arrivare pronti a luglio 2020. Alcuni ritardi non dipendono da Cafarsetti. Un emendamento della finanziaria 2018 prevedeva che la riscossione del contributo d'accesso sui treni spettasse ai cosiddetti vettori, ma poi le Ferrovie dello Stato hanno dichiarato la propria indisponibilità passando il compito al Comune. Noi siamo un laboratorio di sperimentazione, siamo un laboratorio di ricerca, credo che se aumentano i tempi e si va comunque alla sperimentazione, talvolta può succedere, e con umiltà questo lo diciamo, che ci siano dei risultati negativi, cioè che quello che si viene a sperimentare non vada bene, ma comunque questo dal punto di vista scientifico è un'eredità. Dall'opposizione lo sguardo rimane critico, in alcuni casi sul provvedimento in sé, in altri sulla sua genesi. L'avevamo detto in commissione, e non una ma più volte, che era una misura che aveva una certa complessità e non si poteva definire una data di inizio così vicina, così veloce, senza aver ben valutato e condiviso con tutte le categorie e i vettori gli aspetti pratici della proposta. Non l'hanno voluto fare e adesso si trovano a dover modificare nuovamente il regolamento. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. 2. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In bicicletta per salvare la terra si parte da Marghera il 26 ottobre per arrivare a Bruxelles e portare proposte per il clima al Parlamento europeo. È la nuova iniziativa del biologo ciclista di Marghera, Daniele Pernigotti. Il 26 ottobre invece partiremo alle 8 di mattina da Piazzale della Municipalità, Piazzale del Mercato a Marghera, e pedaleremo lungo la Riviera del Brenta. Avremo un primo incontro con gli attivisti di Opzione Zero, che ci faranno una piccola accoglienza e lì avremo un momento di interscambio con loro. Poi con il vice sindaco di Padova e l'assessore all'ambiente di Padova ci troveremo alla Casa dei Colori a Padova, e arriveremo poi a Castelfranco più o meno verso le 3 del pomeriggio, dove incontreremo i ragazzi del TEDx e altri che si uniranno con noi, e poi dritti tutti insieme fino a Bassano. Ci aspettiamo veramente tanti ciclisti che pedaleranno con noi. La data è di quelle da segnare nel calendario: pedalare da Marghera per arrivare fino a Bruxelles al Parlamento europeo. Noi siamo pronti per partire, per tirare fuori le nostre biciclette dal garage, montare in sella e dopo 13 giorni e circa 1400-1500 km arrivare alla Commissione europea per dare un segnale forte sul cambiamento climatico. È la nuova sfida del biologo ciclista di Marghera, che già conta un centinaio di attivisti ciclisti. Ride with us, pedala con noi, il nome del progetto, aperto a chiunque voglia fare anche solo pochi chilometri o una singola tappa. Quindi l'attrezzatura per l'equipaggiamento, per il caldo, per il freddo, per la pioggia, un po' di cambi per la bicicletta, perché la rottura della catena ad esempio è una cosa abbastanza comune, e poi serve un po' di gamba e direi anche un po' di fondoschiena, visto che stiamo tanti giorni sulla bicicletta. Ad ogni tappa una conferenza. Parleremo di cambiamento climatico, parleremo del problema dell'innalzamento degli oceani rispetto a Venezia, ne parlerà il ricercatore del CNR il 25 al vapore, parleremo della tempesta Vaia che sarà raccontata direttamente da chi l'ha prevista dal centro meteo di Teolo a Bassano. Lo scopo? Usare il mezzo a impatto zero per portare proposte concrete contro i cambiamenti climatici. Porteremo con noi delle lettere da parte di sindaci e società civile che consegneremo direttamente alla Commissione. Moreno Argentin, Francesco Moser, Alessandro De Marchi e Francesco Casagrande, tra i nomi dei professionisti delle due ruote che in passato hanno preso parte alle pedalate dello scienziato, dal cognome che tanto evoca i famosi cioccolatini, e lui ora ha già pronta la sua bici per partire. E voi? Prendete la vostra bicicletta, seguiteci sul sito, salite in bici, pedalate con noi. Siamo allo sport basket, sconfitta pesante sabato sera subita dall'Umana Real nel derby con Treviso. Intanto arriva un nuovo acquisto in casa Orogranata.
Lo storico derby Venezia-Treviso non è andato bene per gli Orogranata sabato al Palaverde. I ragazzi di coach De Raffaele sono stati sconfitti con un risultato finale di 90-79. Credo che noi abbiamo avuto due facce diverse, i primi due quarti dove siamo riusciti a difendere con intensità tenendo Treviso a 35 punti e secondo me leggendo male alcuni momenti in cui avevamo l'inerzia della partita in mano, con un pochino di scarto ma affrettando delle situazioni, ma comunque due quarti dove abbiamo certamente cercato gli obiettivi. Terzo e quarto quarto invece siamo stati travolti, credo, dall'energia che ha messo Treviso in ogni situazione, sbagliando è vero tanti tiri aperti ma non avendo la lucidità di andare a colpire dove c'erano dei vantaggi chiari e questo poi ha scavato il solco. Sì, a Treviso ha segnato dei canestri importanti, siamo rientrati ma l'inerzia è sempre stata poi in mano a Treviso. Una sconfitta che deve far riflettere e lavorare sotto vari aspetti. Credo che ci costringa comunque a riflettere perché prendere poi 90 punti fuori casa è difficile, al di là del fatto del derby e tutti i vari discorsi che sappiamo benissimo quanto fosse importante per noi e per i tifosi, ma credo che siamo una squadra che non si può permettere di prendere 90 punti. Quando prendi 90 punti solitamente le partite si perdono, oltretutto tirando male come abbiamo fatto stasera. Intanto la società Orogranata ha chiuso l'accordo con Andrew Goodlock, guardia statunitense di 1,90 m, 31 anni a dicembre. Nella stagione 2017-2018 ha vestito la maglia di Milano vincendo Supercoppa e Scudetto. Siamo al termine, vi ricordo questa sera 20:10, ospiti in studio Stefano Busolin della Lega ed Enzo Risso, direttore scientifico SVG. Subito dopo non perdetevi il ring con Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Forte, Fratelli d'Italia, Lucio Tiozzo del PD e il senatore Giampaolo Vallardi della Lega. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Bel tempo sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone che sta portando un clima di fine ottobre davvero caldo e anche abbastanza anomalo. Vediamo la situazione di martedì. Sul Veneto al mattino qualche foschia o nebbia sulle pianure e sulle vallate alpine, vedete dal pomeriggio tendenza al rasserenamento con ampio soleggiamento dappertutto e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature piuttosto gradevoli, come detto, minime comprese tra 10 e 16 gradi, massime tra 22 e addirittura 25 gradi. E sarà una giornata soleggiata anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature sostanzialmente invariate, minime tra 13 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori e il cielo sarà sereno o al massimo velato ovunque. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.